Psicosi, vaccini anti-influenzali, causa inviti ripetuti a vaccinarsi e paura del Covid. Si parte il 12 ottobre per quello che si prevede un vero e proprio assalto alle dosi. E si sta sviluppando questa corsa al vaccino che secondo me è ingiustificata, perché le categorie a rischio e quelli che possono rappresentare un pericolo per l'influenza sono a mio avviso completamente coperte. Ha infatti diritto ad accedere gratuitamente al vaccino antinfluenzale chi ha oltre i 60 anni, i bambini fino ai 6 e le categorie a rischio come badanti o appartenenti alle forze dell'ordine. Per gli altri è possibile l'acquisto nelle farmacie, ma dalla FIMG arriva la rassicurazione: i vaccini che sono stati acquistati serviranno a coprire l'intera popolazione regionale. Quello che deve essere chiaro è che la famosa immunità di gregge, che ogni vaccinato garantisce 3 non vaccinati. Quindi se noi vaccineremo 1.600.000 veneti, moltiplicando per 3 la popolazione, tutta la popolazione è messa al sicuro. Il problema di quest'anno non è l'influenza in sé, che sulla scia delle misure raccomandate per arginare il Covid, come mascherine o lavarsi le mani o non toccarsi gli occhi, avrà meno facilità di diffusione e quindi i numeri saranno inferiori. La difficoltà sulla quale invece i medici si stanno battendo è la modalità per evitare assembramenti. Da qui la decisione di predisporre aperture straordinarie nei sabati a partire dal 17 ottobre solo su prenotazione e allestire location vaccinali con tendoni e palazzetti. Ci si è appoggiati quindi ai comuni, alle parrocchie, alla protezione civile, per cui nell'Alta Padovana per esempio e anche ad Abano si sono organizzati con tende di quelle riscaldate alla protezione civile davanti agli ambulatori o a gruppi di medici. In altri comuni il sindaco ha messo a disposizione il palazzetto dello sport tipo Torreglia.